ci stiamo chiedendo come mai l'impugnazione deliberata del Consiglio dei Ministri per il terzo mandato valga per la Campania e non possa valere per le regioni, per la provincia autonoma di Trento e Bolzano e per le regioni ovviamente come la nostra. Ecco il perché, stando alle parole della senatrice triestina del PD Tatiana Roiz, dell'interrogazione al Senato al ministro agli affari regionali e alle autonomie Roberto Calderoli sulla mancata impugnazione della legge approvata dal Consiglio della provincia di Trento che porta a 3 il tetto dei possibili mandati consecutivi. Passaggio determinante visto il recente stop della consulta a una legge analoga della Campania anche per i potenziali effetti a cascata sul Friuli Venezia Giulia. Anche la maggioranza non ha una posizione unitaria su questa questione, quindi io spero che il Ministro ci dia delle risposte. Non è è un appello al Ministro sostanzialmente, non è una considerazione, ma è una richiesta di conoscere le motivazioni sottese a tale decisione di non adeguarsi per quanto riguarda le province autonome e le regioni autonome alla deliberazione che vale per la Campania. Quanto alla possibilità poi che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia legiferi in modo autonomo sul terzo mandato al Presidente, queste le dichiarazioni della Roiz. Ma io credo che questo leda in qualche modo anche l'unitarietà dello Stato, del Paese, perché insomma o siamo tutti uguali o siamo sempre spezzettati e particolari. Su questo è stato anche posto il quesito al ministro Calderoli e spero ci sarà presto una risposta, fermo restando che appunto ci adegueremo a quello che verrà deciso.